Le zone calde qui cambiano, sono molto volatili, perché per esempio nella piazza dove sono nato io, a Santa Maria dei Battuti, fino a qualche anno fa si radunavano queste cosiddette baby gang, che poi si sono spostate, sono andate in via Zorzetto, poi si spostano in via Roma, ma è un fenomeno che riguarda tutti. L'altro ieri ero a colloquio con il mio omologo, il ministro danese, che è anche presidente del Consiglio, le sessioni a Bruxelles, hanno lo stesso identico problema soprattutto con gli immigrati di seconda generazione. Dopo una settimana rovente, con la crisi di maggioranza in comune a Treviso, con Lega e Fratelli d'Italia ai ferri corti sulla questione sicurezza in città, è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a gettare acqua sul fuoco, ad innescare la polemica che ha messo alle strette le due forze di maggioranza a Palazzo dei 300, prima l'attacco di Fabio Crea al sindaco, poi la mancata presa di distanza dei meloniani dall'avvocato esponente di spicco del partito in città. Ora a mettere dei paletti, senza citarlo esplicitamente, è il ministro Nordio che, rimarcando il suo attaccamento a Treviso, ricorda tempi peggiori, quando negli anni '80 era giudice istruttore a Venezia ed indagava sulle BR dopo gli omicidi di Sergio Gori, Alfredo Albanese e Giuseppe Taliercio. Le Brigate Rosse avevano due covi, uno vicino alla stazione e uno vicino a Torri da Spini, in via Inferiore. Quindi non è poi che le cose siano tanto peggiorate, è che ogni momento storico ha le sue difficoltà e poi le supereremo come le stiamo superando, ma senza drammi. Poi ci fu l'incubo dei sequestri di persona, da Marina Monti a Sergio Mosole. Fenomeni criminali seguono un po' lo zeitgeist, lo spirito del tempo. Una volta, ripeto, c'era il terrorismo, c'erano i sequestri di persona, c'era i bombaroli, e adesso ci sono queste che per fortuna sono molto meno pericolosi, non devono mica essere sottovalutati, però neanche enfatizzati al punto da pensare che viviamo nel Far West.